miei 5 comandamenti. Primo comandamento nella comunicazione, ma io lo vivo come una sorta di comandamento che varrebbe quasi in ogni altro campo professionale o culturale, è quello della curiosità. Bisogna essere curiosi, perché senza curiosità non si scopre nulla, bisogna cercare, se si vuole trovare qualcosa bisogna non accontentarsi di quello che c'è già, o si sa già, o si è già raccontato. Il secondo comandamento: pensare che sia importante comunicare, se si sceglie di comunicare. Io ho molto rispetto per chi non comunica. Io, avendo intervistato negli anni centinaia, forse migliaia di persone alla radio, ho un segreto paradossale rispetto per chi non parla. Cioè, rispetto moltissimo uno che dice: io non penso che sia importante parlare. Ecco, però il secondo comandamento è che se uno sceglie nella vita, o gli capita nella vita di avere a che fare con la comunicazione, deve pensare che sia un aspetto importante. Il terzo comandamento, che in parte sembrerebbe contraddire il secondo, in realtà lo completa, è non pensare però che la comunicazione sia tutto. Cioè, la comunicazione non è tutto il mondo. Comunicare, per esempio, non è cambiare il mondo, magari può aiutare a cambiarlo, può aiutare a resistere a volte ai cambiamenti. Comunicare rende le persone consapevoli, ma rendere le persone consapevoli non è sufficiente. La quarta cosa riguarda una sfera che non so come chiamerei competenza o anche testimonianza. Cioè, per comunicare bisogna avere qualcosa dentro. Può essere la nostra esperienza da comunicare, può essere una competenza che si acquisisce, ma siccome il principale difetto della comunicazione contemporanea è che a parlare e a comunicare sono persone che non hanno né una particolare esperienza né una particolare competenza, non hanno cioè un'esperienza diretta né una conoscenza acquisita in qualche modo teoricamente. Secondo me, per chi vuole comunicare, essere in possesso di conoscenza del mondo, e qui la curiosità non basta, è una molla ma non è sufficiente. Una conoscenza del mondo è fondamentale. Per ogni lavoro bisogna avere la competenza, non mi affiderei mai a un meccanico che non conosce bene il funzionamento della mia macchina. La comunicazione ha lo stesso vincolo, bisogna farsi delle competenze, bisogna costruirsi una solida cultura del campo che si vuole. Ci sarebbe un quinto comandamento, ci sarebbe spazio per un quinto comandamento, e quindi ci sarebbe spazio per dare voce alla mia diffidenza verso i comandamenti. E quindi forse il quinto comandamento è, come si dice in certe filosofie, imparatevi tutti i primi 4 e poi dimenticateli, perché la comunicazione è una cosa che ha a che fare con la persona e la sua autenticità. Io penso che se non c'è autenticità si comunica male. Allora il quinto comandamento vorrebbe dire: trovati la tua strada per conto tuo. E quindi se i primi 4 comandamenti non ti convincono, cancellali e inventati il tuo modo per comunicare. Did we get too tight or let the mystery puzzle reveal itself?